Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Cari tutti, buongiorno. Sono Laura Sossi, socioterapeuta, mediatrice familiare. Il tema di questa settimana sarà il rapporto di coppia, come avevo anticipato nella volta scorsa. Per quanto concerne il rapporto di coppia, avevo anticipato la volta scorsa i vari stadi, i 5 stadi che attraversa una coppia nel momento in cui si unisce da un vincolo matrimoniale o inizia una convivenza, che è lo stadio della costituzione del patto coniugale o convivenza, lo stadio della famiglia con bambini, lo stadio della famiglia con adolescenti, lo stadio da trampolino di lancio, che ovviamente ha un significato, e lo stadio della famiglia anziana. Partiamo dallo stadio del patto coniugale. Dunque, una coppia nel momento che si forma, coniugale o di convivenza ovviamente, nel momento che si forma deve creare una sua identità di coppia. Ognuno dei membri della diade, della coppia, porta l'educazione ricevuta, i sistemi, le rappresentazioni acquisite dalla sua famiglia d'origine. In realtà sono 3 famiglie che vengono in qualche modo a interagire fra di loro, le 2 famiglie di origine dei 2 partner più la famiglia nuova costituita. Fondamentale nell'identità di coppia, nella sua costruzione, necessita la reciprocità, cioè ascoltare il bisogno dell'altro nella sua unicità, superando quella che è l'autoreferenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte, purtroppo, non siamo abituati ad ascoltare, a mettere in atto l'empatia, che sarebbe ascoltare l'altro, ma viviamo unicamente i nostri bisogni e le nostre aspettative. Creare un'identità di coppia non significa annullarsi, significa ascoltare anche l'altro, facendo chiaramente anche sentire le nostre esigenze. Non bisogna mai, a mio avviso, lasciarsi condizionare dagli insegnamenti, dalle norme, dai comportamenti acquisiti dalle varie famiglie di origine. In che senso? Cioè, ci sono degli insegnamenti anche buoni, per carità, però la coppia deve mettere in atto delle proprie norme, dei propri comportamenti, un proprio modo di affrontare la vita, le situazioni, i problemi eventuali che ci possono essere, tenendo sempre fermo restando che comunque a volte sentire o ricordare certi insegnamenti acquisiti positivi va bene, però bisogna costruire un mondo a sé stante. In questo mondo a sé stante, in questa identità di coppia, i 2 componenti non devono essere l'uomo e la donna, o 2 uomini o 2 donne a seconda della coppia come è formata, devono perdere il loro ruolo di figlio o figlia e iniziare il loro ruolo di compagno o marito, moglie o compagna, di donna o di uomo. Cosa significa? Significa che devono differenziare il sé da quello che è la vita precedente, cioè in prima vivevano da figli, quindi erano in qualche modo condizionati dal rapporto con i genitori e quindi non mettevano in pratica un loro modo di affrontare, ovviamente non essendoci la coppia non lo facevano. Poi bisogna imparare a costruire questo. Bisogna in qualche modo anche definire i ruoli e i confini fra il rapporto della coppia e il rapporto delle famiglie di origine. Importante è anche che si usa un termine adeguato che si chiama l'accoglimento incrociato, cioè il nuovo membro della famiglia deve entrare e essere accettato dalla famiglia di origine dell'uno e dell'altro. Anche se ci possono essere delle diversità di opinioni, di modo di vedere la vita, di modo di vivere, non bisogna penalizzare, eventualmente importante è per la famiglia di origine essere aperti ad ascoltare. Diversamente inizieranno a crearsi delle tensioni, il partner
potrà arrivare ad accusare l'altro partner di problemi riguardanti incomprensioni, comportamenti riguardanti la sua famiglia di origine e viceversa. Ovviamente tutto questo non porta minimamente a un'evoluzione della coppia, anzi porta a una chiusura della coppia e maggiormente porta a un chiudersi riguardo la propria autoreferenzialità, perché in una coppia possono nascere due tipi tendenzialmente di conflitti: il conflitto del sé o conflitto egocentrico e il conflitto della relazione di sé con l'altro. Nel primo caso, nel conflitto egocentrico, praticamente noi viviamo, le nostre attenzioni si concentrano unicamente sui nostri bisogni, sulle nostre aspettative, sui nostri sentimenti e non teniamo in considerazione l'altro. Mentre per quanto concerne il conflitto della relazione riguarda la sfera psicosociale. In che senso? La difficoltà di relazionarsi con le famiglie di origine, si parla sempre del discorso di coppia, di relazionarsi con il compagno o la compagna e quindi una non capacità di esprimere le proprie esigenze, perché inevitabilmente queste situazioni portano a una tensione, a una chiusura nel rapporto di coppia che non può che sfociare una tensione ancora maggiore, se non in una separazione. Ora, in base ai testi del professor Cigoli, che è un eminente rappresentante della scuola di terapia familiare, di formazione della psicologia, è docente all'Università del Sacro Cuore, docente di psicologia clinica, ci sono due tipi di patti fra la coppia: il patto dichiarato e il patto segreto. Il patto dichiarato comprende l'attrazione reciproca, le motivazioni che scattano nell'unione di una coppia, l'attrazione reciproca, la sessualità, la consapevolezza, l'impegno a rispettare il patto fiduciario e la delineazione di un fine. Quindi questo è formulato in modo esplicito nel momento che avviene o un matrimonio o andare ad abitare insieme. Si sancisce in pratica questi intenti, si sanciscono questi intenti e di conseguenza questo diventa il patto dichiarato, no? Il patto segreto della coppia invece si basa sull'affettività, si basa sull'attesa e l'espressione dei propri bisogni, delle proprie paure, delle proprie insicurezze o delle proprie aspettative nei confronti non solo dell'altro, ma riguardo alla nostra vita e la nostra espressione, la nostra confidenza con l'altro, con la percezione e la certezza che l'altro non ne usufruirà in maniera negativa, bensì ci aiuterà a superare determinate problematiche, determinati limiti, determinate insicurezze. Questo diventa il patto segreto. Quando una coppia nel corso della sua vita, nella sua crescita, per mutamenti di situazioni, per diversità di vedute, non riesce a rinegoziare il patto privato, allora la coppia entra in crisi, perché al di là di quello che è il discorso che sopra ho iniziato, la consapevolezza, l'attrazione, la sessualità, l'impegno a rispettare, la fiducia, la delineazione di un fine, però il patto segreto è quello che permette alla coppia di sostenere anche dei momenti difficili nel suo percorso, anche dovuti a fattori esterni. Il fatto di confrontarsi e di parlare delle proprie paure, delle proprie ansie, dei propri dubbi, esprimere anche le proprie gioie, se vogliamo, che cose, emozioni che magari non si esprimono all'esterno, con la certezza che l'altro può capirci e se non ci capisce al limite può ascoltarci rispettandoci. Quando appunto possono cambiare delle situazioni nella vita esterna della coppia, questi bisogni magari possono cambiare e bisogna rinnovarsi. Il rinnovare è la cosa più, che in apparenza sembra semplice, la più difficile nel rapporto di coppia, perché tendenzialmente c'è il modo di pensare, vabbè, vado a viverci, mi sposo, va tutto bene,
rimane tutto così, non rimane nulla così. La costruzione di un rapporto è molto impegnativo, è impegnativo per quanto concerne ascoltare l'altro, per quanto concerne, da ambedue le parti ovviamente, per quanto concerne crescere con l'altro. A volte si vedono delle situazioni in cui una persona tace, pur non essendo soddisfatta, pur non essendo appagata, per non creare squilibrio, per non creare tensioni. A lungo andare questo crea un divario enorme nella coppia e di conseguenza magari l'altro o non è a conoscenza oppure non ci pensa e quindi le strade si dividono. Purtroppo noi viviamo anche in un'epoca in cui la coppia, i singoli partners hanno difficoltà a rinnovare il patto segreto, molto per autoreferenza. Io ho ragione, la mia parte è quella giusta, non ascolto quello che dice l'altro, non discuto. Il conflitto, noi socioterapeuti, come anche noi mediatori familiari, lo riteniamo una cosa positiva, non negativa. Il conflitto permette di confrontarsi, di discutere, però permette anche di crescere. Quando a volte, sempre nei limiti ovviamente, quando si rifiuta il conflitto e quindi si rifiuta un confronto, ad un certo punto il divario fra la coppia si esaspera sempre di più, creando una tensione costante, una indifferenza costante, un irrigidimento costante, dove ognuno si arrocca dietro le sue posizioni. E chiaramente tutto questo non può portare nulla di buono, ma al di là del fatto di quello che può portare dal punto di vista sociale, quindi parliamo di una separazione, di un divorzio, eccetera, anche alla coppia non fa bene, perché qualsiasi sia il futuro di una coppia, il confronto, il dialogo, il patto va rispettato. Se il patto non si rispetta, allora è meglio neanche iniziare un percorso. Quando noi facciamo una società, quando una persona fa una società con qualcuno, una società di lavoro, ci sono delle regole, no? Quindi se noi partiamo già con l'idea le mie regole sono giuste, quelle dell'altro non le tengo in considerazione, chiaramente dopo un po' la società si sfascerà. La stessa cosa, da un punto di vista però di affettività chiaramente, è anche il rapporto di coppia. Il rapporto di coppia serve a crescere, serve a maturare, serve a confrontarsi, serve a avere degli obiettivi, serve a sapere che a casa abbiamo qualcuno dove ci possiamo denudare mentalmente, che ci ascolta, non ci giudica, ci rispetta, può non essere d'accordo con il nostro modo di vedere, ce lo dice, discutiamo e elaboriamo le cose. Non dimentichiamoci mai che ogni partner porta con sé il bagaglio di educazione ricevuta, di esempi familiari, di rappresentazioni mentali che ha costruito da quando è nato in su, che vanno a condizionare ovviamente il suo modo di vivere anche con un'altra persona. Quindi è da confrontare tutto questo, da risolvere se ci sono delle problematiche e da credere in quello che è l'idea iniziale sulla quale è stata costruita una relazione di coppia. Ci sono fra l'altro dei fattori che portano al disagio in una coppia. I fattori possono essere cognitivi, affettivi, interattivi, etici, sociali, l'asse della famiglia estesa e delle reti amicali, problemi di comunicazione nella coppia, armonia tra la coppia, tra litigio e conflittualità, motivi passionali dalla sessualità al tradimento, quando la famiglia d'origine mette in crisi la coppia. Io ho elencato dei titoli sui quali discuteremo anche nei prossimi incontri. Partirei anche dal parlare appunto di quelli che sono i fattori cognitivi, affettivi. Allora noi a volte attribuiamo all'altro, riversiamo sull'altro delle aspettative. Cosa significa? Che, ipotesi, se un partner ha vissuto una vita familiare con la famiglia d'origine in cui
in qualche modo si identificava con la sua famiglia ma non ha differenziato il suo sé, scusate, nella costruzione della sua identità, può succedere, molte volte succede, che trasferisce sul compagno o la compagna le medesime rappresentazioni. Quindi ha l'aspettativa di essere protetto, di essere salvaguardato, di essere in qualche modo di essere preservato da determinate decisioni, da determinati problemi, e quindi ha delle aspettative sull'altro, senza rendersi conto che l'altro arriva con la sua storia, quindi anche lui avrà un suo percorso. A questo punto cosa succede? Succede che la persona che ha queste aspettative non si ritrova più, perché non si ritrova di fronte un genitore, si ritrova di fronte a una persona adulta come lui o come lei, che vuole affrontare a pari dimensione una determinata situazione o modo di vivere. Quindi mette in crisi la persona invece che, dal suo punto di vista, non avendo fatto un'evoluzione, si aspetta che l'altro la preservi. Questa è una delle problematiche che ci possiamo trovare di fronte nel percorso di una vita di coppia. La rappresentazione di sé, noi chi siamo, noi quali sono i modi nostri di vedere la vita, di vedere il modo di essere, l'importanza di quello che siamo, il valore di quello che siamo. Questo bisognerebbe partire quando si inizia un rapporto di coppia duraturo nel tempo, no? Cioè il fatto di metterci in discussione, il fatto di confrontarci con l'altro o l'altra che noi abbiamo scelto, di cui proviamo un sentimento, verso cui proviamo un sentimento, un'emozione, e incominciare a metterci in discussione, che non significa dire noi abbiamo tutto sbagliato e l'altro ha tutto giusto, no, parlare, confrontarsi, discutere. Ci sono credenze che noi abbiamo portato avanti in base a rappresentazioni acquisite sempre della nostra famiglia di origine, che poi nella nuova famiglia costituita vediamo che non le ritroviamo. Ma perché? Perché noi dobbiamo costruire un nuovo rapporto. Noi non siamo la storia della nostra famiglia di origine, noi siamo la nostra storia, i nostri figli avranno la loro storia. E quindi molte volte anche un genitore, come nella famiglia di origine, può pensare che i propri figli siano la prosecuzione della loro identità. Così non è. Quindi bisogna rendersi conto che noi iniziamo un nuovo percorso e questo percorso porterà a un'evoluzione nostra personale in base alla nostra identità, al nostro modo di essere. Quindi questo è uno dei punti nei fattori cognitivi e affettivi che possono creare conflitto, che sono fattori di rischio. Avremo poi le credenze, le aspettative, gli stili di attaccamento e l'intimità. Di questo ne parleremo la volta successiva, ritornerò sul discorso delle attribuzioni e parleremo ancora dei fattori cognitivi e affettivi, perché secondo me è bene chiarire questi vari punti, capire il perché a volte forse una coppia non riesce neanche a capire il perché c'è questo divario, perché c'è questa tensione, questa aggressività reciproca. La coppia o uno dei componenti della coppia. E magari ricorda il momento iniziale del rapporto di coppia dove c'erano aspettative, gioie, amore, sessualità, pathos. E dice come mai è tutto passato? Come mai sembra che sia tutto passato? Perché escono determinate situazioni, determinate emozioni poi nel vivere quotidianamente e queste bisogna affrontarle. Quindi io vi saluto, vi indico il mio numero per qualsiasi domanda o informazione, il mio numero di cellulare che è il 392 170 1936 o la mia email scusate, che è laura-sossi@yahoo.it. Il tema della prossima settimana sarà i fattori cognitivi, affettivi, credenze, aspettative, stili di attaccamento e intimità.
Grazie e buona giornata. Avete visto ed ascoltato la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi.